moto contro il muro di recinzione di un'abitazione ad Altivole e muore sul colpo, vittima Renato Perin, 60enne di Fanzolo di Vedelago, l'incidente nella notte. In fiamme il tetto di un'abitazione a Resana, l'incendio partito dall'impianto fotovoltaico, soccorso uno degli occupanti della casa caduto nei momenti concitati del rogo. Disagio giovanile, i social sono le moderne droghe, così lo psicoterapeuta Mirko Casteller commentando gli attacchi via Instagram al sindaco di Treviso del sedicente rapper Ciacalò. Sicurezza al Park Dal Negro, dove diversi migranti sono tornati a dormire dopo lo sgombero martedì sera a presidio dei residenti della Chiesa Votiva, lo slogan "Difendiamo il quartiere". Secondo turno delle elezioni comunali, urne aperte a Castelfranco Veneto, si vota fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15, ballottaggi anche a Monselice e San Bonifacio. Da Conte a Coin fino a Stefani le reazioni nella Lega all'adesione del trevigiano Boffa al partito di Ivannacci, l'affondo del sindaco di Treviso "non tiri in ballo Gentilini, lui non era un traditore". Assemblea generale di Confartigianato alla Piani, lanciato il patto territoriale, questione energetica al centro per la presidente degli industriali, il nucleare di seconda generazione è una strada obbligata. Premiazioni per i 200 giovanissimi delle scuole impegnati a ripulire i fiumi cittadini dall'immondizia imparando la tutela dell'ambiente, un progetto realizzato da Canottieri Sile, Contarina e Comune di Treviso. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, edizione che parte dalla cronaca, dall'ennesima vittima della strada. 1:30 della notte, Caselle di Altivole, il 60enne Renato Perin di Fanzolo di Vedelago si è schiantato con la moto contro il muro di recinzione di un'abitazione e per lui non c'è stato nulla da fare. Esperto di motori e appassionato di moto, da giovane aveva anche corso in pista. Renato Perin, 60 anni, ha perso la vita in uno schianto violentissimo contro il muro di recinzione di una casa in via Edificio a Caselle di Altivole. Il casco e la moto nell'impatto sono volati via, l'uomo battuto contro questo angolo. Il casco era là, la moto era là e il signore aveva colpito la testa là in fondo sul pilone. Fra i primi ad intervenire alcuni giovani residenti ed un amico Centauro che lo precedeva ed è tornato subito indietro. C'era un amico che era più avanti, era andato con la moto più avanti, erano di seguito, non l'ha più visto arrivare e niente, è tornato indietro e purtroppo se l'è trovato per terra. E c'era anche un altro amico che veniva, cioè il gestore della locanda qua a Lampion, dove le avevano trascorso questa serata in compagnia, che aveva chiuso il locale. E niente, se l'è trovato anche lui qua per terra e purtroppo. Renato ed Alessandro avevano partecipato ad un evento a Busto di Montebelluna, poi avevano continuato la serata presso l'Osteria Lampione. Il titolare è un amico d'infanzia, hanno mangiato qualcosa insieme e poi si sono salutati. Il saluto che mi ha dato: guarda Paolo, ho passato una bellissima serata con lui e Alessandro, che è suo compare, e ci siamo salutati. Lui sono partiti in moto tranquilli, io sono partito e poi ho girato e l'ho visto riverso a terra. E lì è stato un colpo al cuore. Forse un malore, forse una distrazione alla base del tragico incidente. Lui non andava mai forte, spiega. Era una persona molto attenta e molto prudente in strada. Lui andava in pista quando andava. Poi ha detto: guarda Paolo, io i miei anni li ho fatti, non faccio più nient'altro. Volevo condividere con noi il piacere di andare ogni tanto in giro. Persona responsabile che prima di tutto accudiva l'anziana mamma di 88 anni, sempre pronto ad aiutare tutti, e con la mamma Emma era una cosa grande. Sapevo di poter contare su di lui, dice disperata la sorella Michela. Viveva a Fanzolo di Vedelago con la moglie Paola ed i figli Valentina e Marco. Non si concedeva molte uscite, ci dicono. Autista della mom, era in pensione da un paio d'anni. L'altra sera aveva deciso di trascorrere qualche ora con gli amici. All'uscita di questa rotonda la tragedia. I residenti hanno voluto lasciare un mazzo di fiori. E un altro incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Roma a Villorba. Siamo lungo la Pontebana, all'altezza delle terrazze. Due auto si sono scontrate a causa del violento impatto. Una delle vetture si è capovolta nel fossato al lato della strada. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti rimasti intrappolati nella macchina. Entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari, ma le lesioni sarebbero di media gravità. Per i rilievi sono intervenuti in questo caso i carabinieri di Villorba.
E c'è invece, ci sono le immagini della vettura di un automobilista che è uscito di strada autonomamente, finendo addirittura in un giardino privato. Eccolo qua, siamo all'alba lungo la provinciale 4 a Farra dal Pago, dunque nel Bellunese. La macchina ha prima impattato violentemente contro un muretto, poi è volata, come vedete, nella proprietà di un'abitazione. I vigili del fuoco di Belluno hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area circostante, avviando poi le manovre di sollevamento e recupero del mezzo per riportarlo sulla sede stradale e liberare naturalmente il giardino. I due occupanti dell'autovettura erano già usciti autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi, ma sono stati comunque presi in carico dal SUEM 118, anche qui carabinieri sul posto. E dunque in fiamme il tetto di un'abitazione privata. Invece ci spostiamo per un altro caso di cronaca di altro genere. Siamo in via Muson a Resana, incendio che è scaturito dall'impianto fotovoltaico. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la casa. Il fuoco si è propagato dai pannelli fino allo strato di impermeabilizzazione e alla sottostante struttura portante in legno, creando danni ingenti. Soccorso uno degli occupanti della casa che è caduto nei momenti concitati dell'incendio. Squadre di Castelfranco, Asolo e Autoscala da Treviso per bloccare l'avanzamento del fuoco e naturalmente evitare che si propagasse al resto dell'edificio. Torniamo adesso sul caso del sedicente rapper Ciacaloco, il video realizzato in cella a Santabona con due degli imputati a processo per l'omicidio Favaretto e poi le minacce al sindaco Mario Conte. Parliamo dunque di disagio giovanile con i social definiti moderne droghe dallo psicoterapeuta Mirko Casteller, che era ospite oggi a Prima Edizione. I social sono una nuova ma moderna tossicodipendenza, cioè i social non sono diversi dall'eroina, dalla cocaina, dalla marijuana, dobbiamo dirlo, sono sullo stesso piano perché agiscono a livello encefalico nello stesso sistema. È chiaro e non usa mezzi termini lo psicoterapeuta Mirko Casteller, analizzando la questione del disagio giovanile e l'utilizzo costante e distorto dei social. Il caso Ciacaloco, che attraverso Instagram continua ad insultare pesantemente il sindaco Conte, pone nuovi interrogativi. Per il momento il sedicente rapper rimane impunito. Casteller mette sullo stesso piano le droghe. Non è molto diverso da quando avevamo quelle forme chimiche di dipendenza. C'era un problema di standardizzazione, alcune sostanze potevano essere utilizzate e perseguite penalmente e altre non erano perseguibili perché la legge non le aveva ancora schedate. Il tema è semplicemente dire che il social è tossico e crea una tossicodipendenza che crea degli effetti devastanti. In ogni caso non è ancora chiaro se l'autore dei video sia in Italia o si sia allontanato. Certo è che ogni giorno pubblica nei social frasi offensive nei confronti di Mario Conte, che per il momento ha risposto con una segnalazione in questura, ma non è escluso che possa arrivare presto una vera e propria denuncia. Sui video girati in cella dai detenuti, fra i quali Ade Ozuna, i giovani accusati della morte di Francesco Favaretto, Casteller non ha dubbi. Io penso che ora le istituzioni ci debbano difendere, noi paghiamo tasse profumatamente ogni giorno, tutti noi, ora dobbiamo essere difesi, altrimenti ahimè il rischio è che ci sia un avallo sul valore vero delle istituzioni e su questo io non vorrei vivere, né io né i miei figli, il periodo in cui inizieremo a dare un giudizio sulle istituzioni. Il fenomeno della devianza giovanile sta crescendo e continua a preoccupare sempre più. I dati sulle frustrazioni, sulle depressioni, ma soprattutto sull'aumento dell'ansia e dell'aggressività che noi abbiamo in mano a livello regionale, quindi il dato è regionale, e che si concentrano soprattutto in una fascia età sotto i 22-23 anni. Quindi la crescita esponenziale post-Covid avviene in quelle generazioni. C'è un aumento dell'ansia compensativa a una forma di aggressività spesso repressa. Verso chi e verso cosa? Io penso che a generarla siano veramente gli strumenti dei social, sia quando sono connessi sia quando non sono connessi. Perché anche quando, termina Casteller, i giovani non sono sui social, esiste una connessione indiretta collaterale che tiene attivo il loro sistema cognitivo.
Il tema della sicurezza urbana a Treviso passa anche dal Park Dal Negro, basta aggressioni e violenze. I cittadini esasperati dalla situazione hanno deciso di scendere in strada martedì sera alle 21 con ritrovo all'oratorio della Chiesa Votiva, un vero e proprio presidio con tanto di sit-in. Per il momento all'iniziativa hanno già aderito oltre un centinaio di persone, ma il numero potrebbe crescere. Lo slogan parla chiaro: difendiamo il nostro quartiere. A preoccupare i residenti sono gli episodi di violenza che possono verificarsi o la situazione di scarsa sicurezza all'interno del park. Gli organizzatori hanno spiegato che si tratta di un'iniziativa per chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore serali. Siamo alle elezioni comunali perché oggi e domani secondo turno di ballottaggio, dunque nei comuni dove non si è eletto il sindaco al primo turno, urne aperte da questa mattina e fino alle 23 di questa sera e poi domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo che nella Marca Trevigiana si vota a Castelfranco Veneto, ma poi in Veneto anche a Monselice e San Bonifacio. L'affluenza a Castelfranco alle 12 era in crescita rispetto al primo turno, 12 e 17 per 100, alle 19, affluenza venuta resa pubblica proprio poco fa, siamo al 25,72%, ecco un pochino in calo in questo caso contro il 27,65% della stessa ora di 2 domeniche fa. Nel Padovano a Monselice 31,94% alle 19 contro il 33,61% del primo turno. Altro comune al voto, siamo nel Veronese, San Bonifacio, affluenza alle 19 del 25,51%, qui il calo è piuttosto significativo contro il 31,9% del primo turno. Vedremo domani come proseguirà, appunto si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede e l'elezione dei nuovi sindaci. Il tema della sicurezza, ne abbiamo parlato poco fa, tiene banco anche a livello politico perché Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, evidentemente punta molto su questo tema. C'è stata un'adesione illustre nelle ultime ore, quella del parlamentare trevigiano Gianangelo Boff, già commissario provinciale della Lega, quindi ai vertici della Lega trevigiana, pioggia di reazioni da Mario Conte al segretario Dimitri Coin, al presidente del Veneto Alberto Stefani, con Conte che va all'affondo e dice non tiri in ballo Giancarlo Gentilini, lui insegnava a non tradire. Credo che Giancarlo Gentilini, a parte il fatto che non essendo presente non andrebbe citato, però il ricordo che ha lasciato è quello di essere un esempio e un leghista doc, e che tra i suoi insegnamenti c'era anche quello di non tradire, e quindi io porto con me quegli insegnamenti, perché non basta ispirarsi, bisogna anche mettere in campo quelli che sono i suoi insegnamenti. Boff vada pure con Vannacci, ma non si sogni di tirare in ballo lo sceriffo Gentilini. È duro Mario Conte quando commenta il passaggio a Futuro Nazionale del deputato leghista che nella Marca è stato anche commissario provinciale del partito. 4 i parlamentari approdati nelle ultime ore alla Corte del Generale, 2 del Carroccio, 2 di Forza Italia. Io sono tra quelli che cresce con l'idea che le cose, se devono migliorare, vanno cambiate, bisogna combattere dall'interno, scappare e accasarsi da qualcun altro forse è la scelta più facile, però secondo me meno onorevole. Siamo a un fine legislatura, ci sono tanti movimenti in tutti i partiti e quindi l'esplosione della posizione del generale, che non bisogna sottovalutare, perché sta grattando la pancia agli italiani su un problema su cui dobbiamo interrogarci ancora un po' di più. Le persone non si sentono sufficientemente sicure e questo vuol dire che, come tutto arco costituzionale, dobbiamo fare una riflessione profonda su come riportare la certezza e la sicurezza anche all'interno del cuore dei nostri concittadini. C'è dunque un tema concreto da affrontare e non scansare, ammonisce Bonesso. D'altro canto l'ormai ex leghista Alberto Villanova attacca sui social tanto il capitano Matteo Salvini quanto l'ex segretario regionale e ora presidente del Veneto Alberto Stefani. Di quest'ultimo scrive: dietro le quinte lui e il suo cerchietto continuano a manovrare le macerie del partito con il solo obiettivo di garantire la sopravvivenza dei pochissimi della cerchia.
Stefani dal canto suo non si scompone e ripete: io sono concentrato a risolvere i problemi dei veneti. Il mio unico tema è affrontare le sfide di cui i veneti hanno bisogno, e questo è il compito di un presidente della giunta regionale, e questo è il compito che i veneti mi hanno assegnato, e dedicherò ogni minuto del mio tempo per questa finalità. Tutt'altro ruolo spetta al segretario della Lega Trevigiana Dimitri Coin, che non si ferma al caso individuale di Boff ma allarga lo sguardo. L'emorragia che farebbe male sarebbe quella dei militanti. Ad oggi noi siamo alla fine della campagna di rinnovo della militanza e i numeri sono confermati più o meno quelli dell'anno scorso, quindi questo impatto in provincia di Treviso ad oggi non c'è. È pur vero che nello stesso capoluogo Treviso la Lega avverte dei mal di pancia. A Vannacci guardano con interesse consiglieri comunali come Claudia Tronchini e Riccardo Scottà. Le elezioni politiche d'altro canto sono imminenti, autunno o più probabilmente primavera 2027, e il Carroccio è in difficoltà. Vedo i numeri delle proiezioni dei sondaggi che danno la Lega in calo sensibile rispetto al voto del 2022, quindi noi dobbiamo avere il coraggio, l'umiltà di sederci attorno a un tavolo, di guardarci in faccia e di cercare di capire quello che non ha funzionato e di metterlo in atto, ma non per il posto nostro, perché noi comunque rappresentiamo i cittadini nelle istituzioni. Per Coin, Luca Zaia, vice di Salvini al nord, sarebbe una buona idea. Dopodiché penso che bisogni discutere anche sull'azione politica, e sarà sicuramente, se dovesse essere, un primo passo significativo, poi però ce ne dovranno essere molti altri. Politici e amministratori locali presenti oggi alla Piani per l'Assemblea Generale di Confartigianato, lanciato il patto territoriale, questione energetica al centro. Per la Presidente degli industriali il nucleare di seconda generazione è una strada obbligata. Noi qui si fissa il punto zero sostanzialmente, lanciamo questa idea di un nuovo patto tra le rappresentanze del lavoro intero. Piccole e medie imprese artigiane, industriali, sindacati, politici e amministratori. Confartigianato Imprese, marca trevigiana, convoca l'Assemblea Generale alla Piani e chiama a raccolta il territorio per stringere un nuovo patto. Treviso, invoca il presidente Armando Sartori, diventi un laboratorio politico, economico e sociale per affrontare le transizioni. Noi stiamo chiedendo alla politica le attenzioni che secondo me ci meritiamo, ma soprattutto le attenzioni di cui il territorio ha bisogno. I corpi intermedi, quindi quello che noi siamo, devono essere ascoltati, perché qualche idea buona su quello che sa da fare noi ce l'abbiamo. Green economy, intelligenza artificiale, ma su tutto c'è la questione energetica. Vanno potenziate le rinnovabili, molte sono le concessioni ferme nei comuni e nelle regioni, quindi vanno sbloccate, però bisogna iniziare a pensare concretamente al nucleare di ultima generazione. Deve essere una decisione presa con la consapevolezza che questo Paese rischia veramente di essere di serie B se non vengono prese oggi delle decisioni importanti per il futuro. Noi crediamo che sia oggi assolutamente necessario implementare la ricerca sul nucleare. Oggi si sta parlando e sentiamo dei mini reattori di ultima generazione, le tempistiche che anche il Ministro dell'Ambiente ha annunciato qualche tempo fa pare possono essere addirittura di 4-5 anni per poter essere utilizzate nel nostro Paese, e oggi io dico, se sono sicure queste fonti, questi nuovi modi di fare energia, perché oggi non sfruttarle, perché non metterle in campo? Il nucleare pone il tema dei siti, prematuro parlarne secondo il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattin, ma di Marghera si continua a discutere. Su questo il Presidente del Veneto Alberto Stefani è chiaro. Io credo che queste scelte debbano essere condivise prima di tutto con i territori, no a scelte imposte, servono scelte condivise con i territori, anche con gli strumenti che il diritto mette a disposizione e soprattutto di concerto con i sindaci. In questo caso il nuovo sindaco si è già esposto e credo che su queste scelte ci sia la necessaria concertazione dei territori e soprattutto dei cittadini. E a margine dell'Assemblea di Confartigianato alla Piani, la Presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron è intervenuta anche sulla crisi Electrolux, auspicando una soluzione. Comprendiamo la situazione che sta vivendo l'azienda, ha detto, che subisce la forte concorrenza della Cina. Noi abbiamo Electrolux tra le nostre aziende. Io quello che posso dire è che è un'azienda che è qui dagli anni '80,
e quindi non è l'azienda che è venuta in Italia per spremere una situazione e andarsene. Oggettivamente sta vivendo un problema di concorrenza. Penso alla Cina che sta sfornando, è più 22% l'ingresso di prodotti cinesi e quindi è ovvio che si fa fatica a competere quando non riesci a essere competitivo nel prezzo, e lo stanno diventando anche nella qualità. Per cui questo è un problema, quindi capisco la situazione dell'azienda. È ovvio che a noi stanno a cuore anche i lavoratori, perché pensiamo che dietro a un lavoratore c'è una famiglia e quindi con tutte le problematiche. Io mi auguro, ecco, che si possa arrivare a trovare una soluzione. Così Carron, allora noi tra poco andiamo in pubblicità, ma prima di lasciarvi per qualche minuto andiamo sul sito del Corriere delle Alpi, perché abbiamo aperto questa edizione con una tragedia in moto. Purtroppo dobbiamo dar conto di un altro incidente mortale sulle due ruote. Siamo tra Ponte nelle Alpi e l'Alpago, quindi nel Bellunese. Schianto sulla Lemagna, muore motociclista di 19 anni. La moto del ragazzo si è scontrata frontalmente con un'auto, la vittima è di Alpago. Queste le prime informazioni che arrivano su questo tragico incidente. Noi ci fermiamo dunque per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rientriamo in diretta da studio, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali in questa domenica in cui c'è parecchia cronaca, lo avete sentito finora. Andiamo a Pieve di Soligo perché è venuta a mancare la decana della città, del paese, all'età di 103 anni, è mancata Settima Soldan, conosciuta da tutti come Zeta. Ne dà comunicazione lo stesso comune. Era nata a Refrontolo nel 22, ultima di 8 figli. Ha attraversato oltre un secolo di storia, conservando fino agli ultimi mesi una straordinaria lucidità, una memoria vivissima, una grande operosità. Dal 51 viveva a Solighetto, dove si era trasferita dopo il matrimonio con Davide Fontana, appartenente alla nota famiglia di artisti del legno. La scomparsa di Zeta Soldan ci addolora profondamente, ha detto il sindaco. Stefano Soldan, con i suoi 103 anni, rappresentava un ponte straordinario tra le generazioni e una delle ultime autentiche custodi della memoria del nostro territorio. Cambiamo argomento adesso. Con la stagione estiva che di fatto inizia anche questo weekend davvero di gran caldo, molti al mare, si ripropone il tema della carenza di personale nel settore turistico. Sempre più difficile in particolare reperire i bagnini da impiegare sulle spiagge del litorale. Ancora per quest'anno riusciamo a metterci una pezza, però diventa sempre più difficile. È davvero una professione che bisogna in qualche modo, alla quale bisogna dare dignità, bisogna trovare la maniera di incentivare i ragazzi a intraprendere questa via. Diventa sempre più cronica e profonda la carenza di assistenti ai bagnanti a causa di molteplici cause, prima il Covid che aveva bloccato i corsi e dunque il rilascio dei brevetti, poi la riforma per le società nazionali che rilasciano gli stessi attestati. A questo va ad aggiungersi la crisi demografica e una professione poco attrattiva. La stagione estiva ormai alle porte, lungo il litorale veneto può dirsi salva, non certo senza le difficoltà a reperire il personale necessario a garantire la sicurezza dei turisti. Ma siamo dovuti andare a pescare, oltre che nella parte dei minorenni, fra gli studenti, molte aziende che danno il servizio in outsourcing, perché ormai i concessionari danno in appalto questo tipo di servizio perché è veramente difficile organizzarlo. E siamo andati a pescare all'estero, molto in Sud America, in Spagna, in Uruguay. Se in uno stabilimento mancano gli assistenti e bagnanti, la normativa è ben chiara. La gente magari utilizza comunque le attrezzature, le sdraio e i lettini, ma se non c'è la sorveglianza, quello stabilimento balneare a tutti gli effetti è chiuso. Cosa succede? Succede che se noi dovessimo aprire, perché non si può lasciare uno stabilimento chiuso il mese di giugno, ma non a pagamento. Se poi succede la disgrazia,
si va a compiere un reato penale. Ai tavoli istituzionali il problema è stato affrontato e continua ad essere centrale per trovare una soluzione quanto mai urgente. Intanto in supporto agli stabilimenti potrebbe arrivare l'intelligenza artificiale già sperimentata in diverse parti del mondo attraverso l'installazione lungo il litorale di telecamere termiche. In buona sostanza la telecamera va a individuare un comportamento sospetto, capisce tramite l'espressione facciale o la postura che una persona è in difficoltà, manda un alert all'operatore che dalla sala di controllo allerta ovviamente il personale per le emergenze. Voglio specificare bene che non è che questa tecnologia vada a sostituire l'elemento umano. Sicurezza sulle spiagge, sicurezza in strada, abbiamo parlato purtroppo di 2 incidenti mortali in questa edizione. Allora, nelle scorse ore c'è stato il taglio del nastro per una nuova rotatoria nella Marca. Siamo a Cison di Valmarino, rotonde che vanno a cancellare incroci pericolosi ma anche a rallentare la velocità dei veicoli. Da oggi la provincia di Treviso ha una rotatoria in più, è quella lungo la strada tra Follina e Revine nel comune di Cison di Valmarino. Molti conoscono la zona perché fino a qualche mese fa qui c'era uno degli incroci più problematici per andare a vedere artigianato vivo, uno degli appuntamenti che storicamente caratterizza il Ferragosto del comune della Valmarino, del Bosco delle Penemozze e dei percorsi dell'acqua. Grazie ad un investimento di 280.000 euro, finanziato congiuntamente da provincia di Treviso e comune, viene migliorato uno snodo importante a beneficio della comunità, che grazie anche ad ATS ora ha nuovi ed efficienti sottoservizi fognari. Con questo intervento andiamo a migliorare decisamente la viabilità non solo del paese ma anche del tratto di provinciale, andando un po' a mitigare il problema della velocità. Ed è proprio sulle rotatorie che la provincia punta per contrastare gli eccessi di velocità. Le strade provinciali per codice della strada sono strade di scorrimento e pertanto non devono avere nessun tipo di impedimento, quindi dossi o altro. Quindi la rotatoria è uno di quegli strumenti efficaci che riesce a rallentare le auto e dar maggior sicurezza a chi fruisce e a chi vive il paese. Parliamo di scuola, ieri ultima campanella, allora andiamo a vedere 2 servizi, uno sugli edifici scolastici, uno sugli studenti in particolare. Partiamo dal nuovo spazio per gli studenti, con opere e attività rivolte però anche al territorio. È stato rinnovato infatti l'auditorium dell'Istituto Besta di Treviso. 3, 2, 1... Apre i battenti il nuovo auditorium dell'Istituto Scolastico Fabio Besta di Treviso. Rinnovato negli impianti, nei servizi e nell'acustica, ora la struttura è pronta ad ospitare attività teatrali, cinematografiche, musical e convegni, nonché le opere sfornate dal Besta Media Lab, laboratorio didattico per la progettazione multimediale e l'innovazione. Nei giorni scorsi l'inaugurazione alla presenza degli studenti, del presidente della provincia Marco Donadel e dell'assessora del comune di Treviso Gloria Sannagiotto. L'auditorium è parte della succursale di Via Medaglie d'Oro, già ristrutturata dalla provincia nel 2022. La riqualificazione di questa sala, con fondi della scuola, completa finalmente la sede. Quando ci è stata consegnata la scuola un po' di anni fa era uno spazio grande, un po' squallido, dove c'era questo grande rimbombo, quest'eco che si propagava e non si sentivano neanche bene tutte le attrezzature che sono state installate e che ci consentono invece di fare quasi una sala cinematografica di questo luogo. Quindi bisognava intervenire e quindi quello che adesso noi vediamo è un luogo dove il suono si propaga in modo corretto, in modo amplificato ma corretto, senza fare degli echi strani, e dove potremo davvero realizzare tante attività. Uno spazio per gli studenti in primis, ma aperto alla partecipazione di tutti. Questo è un luogo di tutti, degli studenti, delle studentesse, è un luogo dove fra qualche giorno verremo a vedere gli studenti che fanno teatro, che fanno musical. È uno spazio fondamentale, uno spazio che è stato rinnovato, reso più bello e più funzionale, ed è uno spazio utile alla comunità scolastica perché potrà ospitare tantissime iniziative, progetti, occasioni di incontro anche con il mondo esterno dedicate agli studenti, ed è fondamentale che lo spazio sia efficace perché queste iniziative siano ancora più utili ai ragazzi.
E ci sono state anche le premiazioni per i 200 giovanissimi delle scuole impegnati a ripulire i fiumi cittadini dall'immondizia imparando la tutela dell'ambiente, progetto realizzato da Canottieri Sile, Contarina e anche in questo caso Comune di Treviso. Questa esperienza è stata molto bella perché abbiamo salvato, diciamo, il fiume delle persone maleducate che buttano per terra le immondizie. Ci hanno insegnato a bagagliare, abbiamo misurato la temperatura dell'acqua e dell'aria. Un progetto educativo importante dedicato al rispetto dell'ambiente, alla conoscenza del territorio e al valore del lavoro di squadra, che ha visto coinvolti oltre 200 ragazze e ragazzi degli istituti scolastici cittadini in collaborazione con i Canottieri Sile e Contarina per insegnare ai giovanissimi una modalità differente di vivere l'ambiente fluviale. È un'iniziativa bellissima che ha coinvolto questi ragazzi e che spero possa dare una continuità anche per loro, per l'ambiente, per la città di Treviso e per vederli anche di nuovo alla Canottieri Sile, magari come canottieri o come canoisti. Insomma, le attività sono molte, quindi spero di rivederli tutti. Un percorso che ha visto i giovanissimi armarsi di guanti, sacchi e pinze e ripulire dalla sporcizia i corsi d'acqua, gli spazi pubblici e i luoghi di degrado, imparando a collaborare, trovando soddisfazione nel restituire alla comunità pulizia e rispetto, imparando anche il gioco di squadra, vogando insieme. In dei giorni in cui sentiamo dei ragazzi che non si comportano assolutamente bene nella nostra città, è bellissimo vedere queste iniziative che formeranno i ragazzi del domani. Questi sono ancora bambini, però è bellissimo vedere la loro voglia di pulire il Sile magari da qualche rifiuto abbandonato, può essere anche per sbaglio, e veramente ringrazio la Canottieri Sile per il grande lavoro che fanno di educazione civica. Ecco, torniamo all'educazione civica, perché quando i ragazzi capiscono la bontà dei loro progetti e quanto bene fa la nostra collettività, lo fanno e lo fanno anche molto meglio degli adulti molto spesso, quindi bravissimi. Gli studenti hanno potuto usufruire di uno strumento, oggi chiamato Silver, messo a disposizione dall'Università Ca' Foscari di Venezia e che sarà oggetto di una nuova denominazione proprio da parte dei ragazzi. Abbiamo uno strumento che è in grado di testare e valutare la qualità dell'acqua e dell'aria, che verrà, come ho anticipato adesso, debitamente presentato per il prossimo anno scolastico. Quindi il bambino avrà la capacità in barca di analizzare e valutare la qualità dell'aria in più punti. Cambiamo tema adesso, presentato l'archivio digitale della vita del popolo, 130 anni di storia nel nostro territorio, interamente consultabili online e gratuitamente fino al 30 giugno. 130 anni di storia, migliaia di pagine, intere generazioni raccontate settimana dopo settimana, una memoria che non è solo storia con la S maiuscola, ma anche identità di persone e territorio. L'archivio storico della vita del popolo, il settimanale della diocesi di Treviso, nato nel 1892, entra definitivamente nell'era digitale ed è il primo giornale in provincia a farlo. Perché io personalmente, per la mia ricerca della tesi di laurea, ho dovuto scartabellarmi 20 anni di vita del popolo e non è un'impresa facile trovare il singolo articolo, quindi quando mi hanno fatto questa proposta ho detto bene così, se qualcuno deve ricercare, perché c'è molto materiale da questo punto di vista, ecco, specialmente se ci sono delle persone che scrivono con una certa continuità, si trovano tutti. Un lavoro enorme, oltre 5.000 numeri, tradizioni, inserti e supplementi digitalizzati, catalogati e resi consultabili online, un patrimonio che non racconta solo la storia della Chiesa trevigiana, ma anche quella sociale, culturale ed economica di un intero territorio tra Treviso, Padova e Venezia, che sarà rilevante anche per chi fa ricerca. Ma c'è un aspetto che rende questo progetto ancora più significativo. Parte del lavoro tecnico di compressione e ottimizzazione dei file è stato realizzato all'interno del carcere di Santa Bona, nel laboratorio informatico del polo occupazionale coordinato dalla cooperativa Alternativa Ambiente. 2 detenuti hanno lavorato per circa 580 ore trattando più di 7.000 file. La prospettiva del lavoro con i detenuti della casa circondariale è quello sguardo che ci deve permettere a vivere sempre l'umanità delle persone. Sono persone che hanno commesso reati, che hanno sbagliato, ma sono persone alle quali è bene poter offrire in tutti i modi delle possibilità di riscatto. La casa circondariale, il carcere, è una parte della nostra città, non è qualcosa che sta su un altro pianeta. Un progetto supportato anche da partner economici che però non vogliono chiamarsi sponsor, ma sostenitori del territorio, perché non c'è futuro senza memoria. Non è solo un aspetto tecnico, è un aspetto culturale, cioè quella digitalizzazione
di un giornale di 130 anni, ma ha coinvolto anche persone che hanno in questo momento delle difficoltà, diciamolo, i carcerati in questo momento, che aiutano in qualche modo, noi aiutiamo in qualche modo al loro inserimento nella società civile. Anche questo è uno dei nostri modi di fare banca di territorio e di comunità. In un tempo dove la quotidianità parla di guerra in Ucraina e Medio Oriente, non può non far riflettere e pensare che meno di 40 anni fa e prima del crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, a Venezia i 7 grandi del mondo si accordarono per un futuro di pace e disarmo. Ed è quello che vedremo nella consueta rubrica dedicata alla nostra storia, con un servizio del 1987, ma anche un'intervista a commento di uno dei volti della politica nazionale di allora, il senatore Mario Ferrari Agradi. C'è chi parte e c'è chi resta. Dei 7 grandi a Venezia è rimasto soltanto Ronald Reagan. Qui lo vediamo alla lettura della dichiarazione congiunta del summit svoltasi ieri all'isola di San Giorgio. Il presidente degli Stati Uniti è accompagnato dalla signora Nancy. Questo primo giorno del dopo summit la coppia d'oltreoceano l'ha trascorso tra ricevimenti, impegni ufficiali e visite più o meno informali alla città. Una città tornata ormai ai ritmi di vita soliti, partiti grandi, piazza San Marco riapre al grande pubblico dei turisti. Via le transennature, via le bandiere ad ogni angolo della città, ma soprattutto dai pennoni della Giorgio Cini. L'unica testimonianza che ricordi la presenza in zona del primo cittadino statunitense è una nave da guerra alla fonda di fronte a Riva degli Schiavoni. Ronald Reagan lascerà il nostro paese domani, soddisfatto e felice a quanto si dice, ma soprattutto, sempre a quanto si dice, duramente provato dallo stress di 3 giorni di summit scanditi senza pietà da un rigidissimo cerimoniale consumatosi in un clima da arrivano i nostri. E scoppiano a questo proposito le prime polemiche che riguardano soprattutto il massiccio spiegamento di forze americano. Troppi fastidi per la città, si è detto, ma soprattutto ancora guai per le strutture monumentali esposte 24 ore su 24 per 3 giorni di seguito alle vibrazioni causate dal passaggio continuo e a bassa quota degli elicotteri. Tentare un bilancio di questo evento è ancora presto. Domani sentiremo a questo proposito il sindaco della città, Laroni. Abbiamo dunque visto nel servizio della nostra redazione veneziana che cosa è stato il vertice per Venezia. Ora invece con il senatore Mario Ferrari Agradi, che è vicepresidente dell'UEO, parliamo di grandi temi. Che cosa si è detto in questo vertice? Che cosa ci si aspettava e che cosa è realmente avvenuto? I problemi della pace, anzitutto, degli armamenti. Io darei un giudizio molto obiettivo e sereno. Si è fatto un importante passo in avanti. Io credo di poter dire soprattutto per la pace e per il disarmo, che è il problema fondamentale della nostra Europa. Noi abbiamo una quantità di missili nucleari che fa paura. Si è trovato l'accordo. Dobbiamo andare avanti e eliminare l'armamento nucleare in Europa. Abbiamo chiarito, abbiamo superato varie difficoltà che ponevano i tedeschi o gli inglesi per differenti motivi, e qui c'è una dichiarazione di Schulz che è fondamentale. Mai come ora si è così vicino all'obiettivo di togliere l'armamento nucleare nel vecchio continente. Un accordo sui missili a questo punto molto molto probabile. Di che cosa non si è parlato in questo vertice? Alcune cose sono state chiaramente messe in luce, per esempio il rapporto fra le monete, l'impegno a evitare una caduta ulteriore del dollaro. Ed è evidente che tutti dovranno adottare delle misure. Un tema si è poco parlato, a mio giudizio, quello dei paesi sottosviluppati. Io ritengo questo tema molto importante, perché se vogliamo veramente una pace dobbiamo mettere tanti paesi oggi in condizioni di estrema miseria, in condizioni di poter migliorare il loro reddito e dare un loro contributo alla collaborazione internazionale. Un'ultima cosa, l'Italia tra i 7? Ma mi pare che l'Italia abbia dato un contributo molto serio e responsabile, e per quanto riguarda il disarmo, e per quanto riguarda la prudenza sulla proposta di mandare nostre navi nel Golfo Persico. Su queste immagini noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Adesso come sempre le previsioni del tempo, a voi tutti come sempre una buona serata, arrivederci.